Finalmente qualcuno con cui scambiare due parole, puntini, puntini, puntini. E fa sentire strofi da so così. Sì, anche perché Ah no, lui è disabita il bambino. il signorino, puntini, 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 suo marito, mi ha detto che lei si è infastidita quando ho chiesto che fosse lui a portarmi la colazione in camera, punto esclamativo. Aperta parentesi. Infastidite no, proprio che no. Chiusa parentesi. Alleluia Dio, mica io non ho te ora così. Sarà, punto esclamativo, un noto criminale, virgola, Gandolfo Birro, virgola, condannato per rapina e omicidio, è evaso dal carcere di massima sicurezza e non ha perso tempo, punto esclamativo, ha rapinato un ufficio postale e dopo aver rubato una macchina si è dileguato e ha fatto perdere le sue tracce. Mamma mia, non si può mai stare tranquilli con certa gente in giro, punto esclamativo. Ma che stelle serene, che tanti criminali non li mitica su, sa? Dove i massi eliminati? No. Tutto a posto, signora, non è lui? Lui? Cui? Anche forse che fai caso, io mi dico, ma c'è un mai che parlisca, si sa perduto. Ma essere chi l'albergo dello stambecco? Anche no, che chi è? Comunque sì, arreta anche l'albergo a Salvetto, ma chiederti per me, no? No, veramente avrei voglia di fermarmi qualche giornata. Oh, c'è gusto. Bom, se ora sono sistemati. Ah, se tu li va, signorino, se tu vi nuda sentire strofi da quel testo. Vabbè. Chiare come in un altro cliente sistemati. Ah, mi fa spasare, fa la scelta di nestigliera all'albergo. Preferisce che mettiamo a chiare le bande dal lago o bande di montagna? Ma non è importante, mi va bene dopo. Beh no. In questi servizi ha proprio le commissioni chiare. Sarà voi la particolare che si avviciniamo, così andiamo, non è che non fa smettere, Se non ti si rovini le voluti, insomma. O preferisco alle prima più tardi, ma è proprio il voglia della fame una miele dolce rinfrescante. Prima, che tu dici sal, i servizi non proprio che tu le segretarie spene. Chiare che i clienti stavano trattati sempre bene. Calveni, come con un compagniotto sottiamo. Calveni. Ma non so che dire, un esclamativo. Sembrate una bella coppia, puntini, 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 un pochino particolari, ma molto carini, punto esclamativo. Le vuole bene? Le vuole bene? Sì, dai, vuoi più bene. Non è come il primo mese, il primo che stavi lì a smussettarsi tutto il tempo, sai? All'amore, questa grande parola di cui pochi conoscono il significato, punto esclamativo. Perché io lo sai, Sì, lo so. È passato tanto tempo, quasi 30 anni. Sì. No, non è che ti contammi tu. Biondo, occhi azzurri e di una bellezza incredibile. Si chiamava Agostino. Facevi al chiaro.
veniva a prendermi per accompagnarmi all'università. In bicicletta? No, aveva un'auto, un po' sgangherata però. Sarà stata mediana allora? Esatto, quante che ne abbiamo passate su quell'auto? Di proprio, l'abbiamo ben ammortizzata, sarà stato tutto il Ogni mercoledì mi portava al cinema, ogni giovedì a cena fuori, venerdì al Bulli, sabato passeggiata in centro e domenica al parco. Preciso come il lunare di fratello Vino. E ogni lunedì mattina, come buon auspicio, veniva a prendermi con una splendida rosa rossa. Ma sì, le piaceva. Pensavo che fosse contente. Tantissimo. E allora? Partite finite? L'ho lasciato, punto esclamativo. Non l'ho lasciato. Ci vuoi da lì? Stavamo vivendo un rapporto troppo appiccicoso. Come dite voi qua su? Ma se t'accadizzo? Ma se t'accadisci? Tutta la storia dell'amore, dal significato. Quando si ama troppo bisogna fare dei sacrifici. Beh no, anche tagliarsi le sfere, ma non fa che tu vuoi scegliere. Stavamo vivendo un periodo idilliaco, un rapporto morboso. Nostra ossessione non ci avrebbe portato lontano. Non ti crodi a quella pianta, tu vai di là. A distanza di 30 anni lo porto ancora nel mio cuore. Non riesco a toglierlo dalla testa. Agostino! Beh, io la verso a fare stiamma in questo momento, sai? Agostino! Io ho sempre detto che per sei artisti bisogna essere mas. Agostino! Martina, alle proprie del questios, chiara, cui è, aia bon, proprio del questios, così, tu puedes pensare con tranquillità alle tue vocazioni. Mare, tu has veramente raison, alle proprio bien pues. Però, per quel che riguarda la vocazione, io non so se ci sentiamo pronte. Ma Martina, tu sai che non mi puoi mettere qui per le tue volontà, però le decisioni si chiamare frutte. Ormai tu la sveglia dogli anni, se no veniva tardi anche per sposarsi. Sì, ma l'ultima volta che ti hai detto che non mi sentivi di chiamare la vocazione, faccia che credevi di sé di mi innamorare. Tu sei svignuta e tu sei stata in italiano per una settimana. Io sono sveglia per displacer di sapere sclave di no. Tu non sai che sono io, non tu sarai. Ma io mai mi metterei qui per le tue volontà. Tu dici che non ti metti scontri la mia volontà, ma ogni volta che ti dici che io non mi sento, tu svegli e tu stai italiano per sormare si diaris. Forse, mamma, alle mie occhi tu ti facevi sviare più piedi? Ma no, se niente. Pensi che non tu si visi, tutti li tabagliati come fatto un Don Aurelio, e tutti dopo di me stesso è passata l'oratorio con il suo racchetta. Mi visi, sì? E mi visi anche che li spessano se la vita di artisti intanto che io ho aria tabagliata e dopo mi chiamano in cacao. Prendere i voti è una cosa seria, bisogna sentirsela dentro, punto esclamativo. Ma poi è sempre il fumo. Regina Casalini, piacere, scrittrice, poetessa e a volte un po' attrice.
Sì, un artista a 360 gradi. Ma a me parece di interessarmi altro. La mia era una semplice, banale affermazione, ma quanto mai vera, punto esclamativo. O bene, quando avrai bisogno di questa affermazione, o saprai della cartale. Eppure la ragazza non mi pare così convinta della cosa. E io parto troppo tempo anche noi di mettere il back, taglia pasta me fa me. Non volevo essere indiscreta, puntini, puntini, puntini. Anche Lari, dopo che l'hanno tutti in persona e dici non volevi mica rubare. Rubare? Oh, ecco, tu vuoi sei al completo. Mi scusavo con la signora per essere stata poco discreta, punto esclamativo. Poco discreta, tant'è invadente di Salesio. La storia della ragazza, puntini, puntini, puntini. La vocazione, puntini, puntini, puntini. La suora. Comunque è meglio che io... Ma lei ha una faccia. Ti aspetti? Ho finissimo la frase. Tu hai sulle muse di macaco. No, volevo dire che mi sembra di averla già vista. E a scusarmi, io lo sai, non sono un fisioterapista. Fisionomist, stupida, si dice fisionomist. Intellettuale, povinca. Si pare un grun di robe se gli ha dato la vita delle novelle, sai? Comunque è meglio che mi lasci discutere tra di voi. Sono cose che a me non mi riguardano. Eppure lei... Puntini, puntini, puntini. Puntini, puntini. Eppure lei... No. Vado. Puntini, puntini, puntini. Ecco, Alain Delon. Io devi non montarsi una secchiata, Non dammi chiaro. Eh? E tu? Anche mo conquiste partianate da vocazione? Abbiamo le settimane, basta qui essi in vacanze e tu ti continui a torturare queste storie. Tu ti dirà in modo un po' puglietta, quasi. Io, che te mi sono di acclamare, no? Tu puoi benissimo tornare, di tu là che tu sei svenuto. Aspetta, le muse, chiare le vedi muse? Noi è contente e non posso di contente se tu continui a torturare queste storie. E anche e vivere di farti che voglia su di te. Non è così difficile di capire. Sì, ma c'è un carattere esperto. Io che io andai 4 anni e dopo così muinis, sai ben io che va queste robe. E c'è un trattato figlie. La tu imparare di loro o lei fotoromanzo? Non sei spiritoso. Oh, boh, visto che tu crodi di essere signor di me, sai cosa che facevi? Di come in poi, tu sarai più di persone, rangiti. Io di come in poi non ti accari più. Oh, magari che chi sperava che sarebbe sincero. Perché la Madonna mi facesse la grazia di pugliettate di peraltro. Ma tu non te viene? Io, che ti andare di 20 kg che ti hai promettuto? È sempre pronto, Fassimi la grazia di pugliettate di peraltro e in 5 minuti sei inviate. Tabaia con te dotte in perduto, se sdoma un grandissimo macaco. Mi dispiace che tu e la mamma avete sgabbiati per colpa mia. Non c'è su noi Martina, non c'è preso. Io domani ormai si sticina per aule scusi per qualsiasi roba. Certo ti fai, gliela così. E invece, cosa mi dite? Dai, c'è uno stato. Bene, papà. No, tu mi hai capito. C'è uno stato dentro. Con queste storie da moglie. Beh, io
io pensi che ormai tutto lo vedi scapì. Io non ho tante voglie di farmi muini, Lo hai capito. Penso che lo vedi capito anche di chiave sa di culo. Ma parlo male. Io le triste femmine, ma quando si muove che il fatto che è andata a chiave non te lo faccio più ragionare. Grazie, papà. Cambiando discorso, vuoi sapere che tu ti fai esclamare Marti? Facciamo mai, ma tu la spiego noi? No, è che Marti è più internazionale, sapete molto che è? No, non lo so. E è come una moda, come tu si fa inclamare un ton diminutivo che finisce per Y, come in America, a tu presenti, Eli, Albi, Fedi, Moni, e funziona così. Dai, queste robe, sul serio? Quindi io, appunto, adesso fammi clamare. Berti? Oh scusa, non so me un adolescente. E lui pensa che siamo singolari, Ma tu sei salvare il mio ottimismo. E allora ci si taglia. Alex, ma non sto preoccupati, non mi fa distrarre le scuole, prima di tutte le lauree. Sì, lo sai che di grande tesoro di fare la psicolabile? Psicologo, papà, vuoi fare psicologo? Ora ci resi per il pensamento. Ah, non ne posso. Tu sei ormai